26 punti complessivi, 13 a testa e una posizione, la quarta, che occupata insieme sta diventando una poltrona per due troppo stretta come il letto del fiume Entella che bagna le rive di Chiavari e Lavagna. Destini incrociati tra le eterne rivali Caperana e Lavagnese e un atipico anticipo serale, quello dell'ottava giornata del campionato nazionale di Serie D, per un derby da 1001 notte. Una cornice di pubblico che ha uno spot del calcio ligure made in Chiavari e una gara che decolla già al 10° minuto quando il grande ex Carlos Franca, una sessantina di reti in maglia verde-blu, prova a sorprendere Negrari con questo velenoso calcio di punizione. È una falsa partenza però, perché per vedere la risposta dei padroni di casa bisogna aspettare più di 10 minuti, anche se la replica chiavarese è di quelle che fa tremare. Trema infatti il palo sulla conclusione dal limite di Niang e tremano i tifosi bianconeri sul tapin di Cargiolli, vanificato dalla bandierina dell'assistente Marques di Milano. Passato il grande spavento, la Lavagnese ricomincia a macinare gioco e Poesio prima impegna Negrari con questa conclusione beffarda dal limite, poi di testa non riesce a inquadrare allo specchio su splendida beccata di Merlin. Il finale di tempo è sempre di marca bianconera con Pasquero che cerca l'Eurogol dalla distanza. La conclusione preparata ottimamente dal numero 10 finisce qualche metro sulla traversa. La ripresa inizia con Croce al posto di uno spento Franca che con gli uomini di Dagnino caricherà a testa bassa e già dopo 45 secondi Negrari è costretto al grande intervento sull'inzuccata proprio del nuovo entrato. È un altro Chiavari però in questo secondo tempo il colpo di testa di Cargiolli al minuto 55 è un chiaro avviso ai naviganti, benché il numero 11 non riesca neanche a centrare lo specchio sul solito cross di peso. Avviso raccolto dai bianconeri che pareggiano il conto dei legni con la traversa sbucciata da Merlin su rimessa laterale chilometrica di Rusca. Proprio quando sembrava padrona del campo però la formazione di Del Nero rimane in 10 uomini. Ad andare sotto la doccia anticipatamente è Di Berardino che incappa nel secondo giallo per un intervento a centrocampo su Croci. La Lavagnese prova subito ad andare in power play, ma Croce si divora il gol del vantaggio in spaccata su centro tagliato dalla destra di Avellino, così come dall'altra parte Baudinelli non riesce a intervenire su un'invitante punizione di Dolce calciata contraddittoria in entrare. Il numero 8 verde-blu, anch'esso grande e atteso ex della gara, decide però di fare tutto da solo al minuto 78 e sempre su piazzato ma da distanza siderale trova il pertugio e la traiettoria per battere Dondero e sbloccare l'incontro. Conclusione di mezzo esterno che aggira la barriera e si infila nell'angolo basso per il tripudio del Comunale. 1-0 Chiavari nonostante l'inferiorità numerica. La reazione della Lavagnese è quella di un toro che ferito carica a testa bassa e Negrari deve prima disinnescare una sassata di Poesio e poi deviare miracolosamente il tapin vincente di Pasquero. Intervento che deve compiere anche il collega avversario Dondero su Cargiolli involatosi a rete nelle praterie di una Lavagnese tutta sbilanciata in avanti. Il derby finalmente si è acceso e l'ultimo quarto d'ora diventa un caleidoscopio di emozioni, di ribaltamenti di fronte e di polemiche. Il minuto topico diventa l'84esimo, Negrari perde palla in uno scontro con un compagno e la conclusione a porta vuota di Rusca viene intercettata da Pane sulla linea di porta. Per Perotti di Milano è rigore e rosso per il numero 18, anche se l'impressione è che il centrocampista locale respinga con il corpo e non con la mano. Dal dischetto il nuovo entrato Santiago Sogno spiazza Negrari e gela un Comunale diventato una bolgia. E non è finita qui perché con il Chiavari ridotto in 9 ma la strenua resistenza del pareggio è un erroraccio di Negrari su cross di Pasquero a spianare la strada a Croci che in due tempi mette la palla in rete e manda in visibilio il settore ospiti occupato da un centinaio di tifosi bianconeri che in 4 minuti vedono giudicarsi un derby che fino all'82esimo sembrava saldamente in mano dei chiavaresi. È stato derby vero l'ultimo quarto d'ora dove è successo letteralmente di tutto, ne è una chiara dimostrazione, alla fine la spunta la Lavagnese che si avvicina nelle zone da sogno della classifica.